centro-nord. Cari telespettatori, buona giornata. Siamo anche quest'oggi in diretta. Con noi in studio Mariella Mazzetto, consigliere del CDA dell'Istituto Regionale Ville Venete. E siamo con la nostra ospite per fare un po' una panoramica. C'è stata una settimana di celebrazioni ufficiali per far conoscere il più possibile questo patrimonio straordinario. Patrimonio per lo più effettivamente non conosciuto nel modo più appropriato. Ci sono centinaia, adesso vedremo anche i numeri concreti, centinaia di ville straordinarie, molte sono private, però ci sono delle ville anche accessibili, fruibili, che possono essere vissute e soprattutto custodiscono un patrimonio di cultura, di conoscenza, di saperi, di modi anche di vivere che possono essere riscoperti per tutti, dalle persone più anziane che magari possono rievocare epoche passate, a quelli più giovani dove ritrovano le radici di un territorio. Quest'anno in modo particolare si è abbracciato tutto il Veneto, ci si è portati anche nel Friuli Venezia Giulia, e quindi il patrimonio di ville con connotazioni molto particolari, perché quelle della Riviera del Brenta sono naturalmente diverse da quelle della zona del Palladio e diverse ancora da quelle che si possono trovare in provincia di Udine anziché Pordenone, insomma, che veramente va valorizzato, andrebbe valorizzato. Perché? Perché i castelli della Loira parlano da sé e le nostre ville invece, ai noi, non lo fanno a sufficienza. E allora cosa possiamo dire al riguardo? Grazie per questo invito. In realtà avrebbe dovuto venire la Presidente, la professoressa Giuliana Fontanella, ma proprio oggi ha un appuntamento molto importante a Palazzo Balbi, e questo sta a significare il rapporto stretto, l'interconnessione che esiste tra l'Istituto Regionale Ville Venete e la Regione Veneto. Cioè noi siamo un'emanazione, dipendiamo, siamo correlati, siamo insomma vicini, vicinissimi, e questo rapporto, questo interscambio che è diventato forte da quando c'è il nuovo CDA, di cui faccio parte, ma da quando c'è soprattutto la nostra Presidente, che ha saputo cogliere un'occasione importante, cioè quella di fare in modo che la Regione Veneto diventi un partner essenziale. E noi siamo una emanazione, soprattutto la Regione Veneto conta molto sul nostro ente, che è un ente virtuoso. Ecco, questo bisogna dirlo, in un momento di crisi questo è un fatto fondamentale, è un fatto che ci caratterizza rispetto ad altri gruppi, ad altre associazioni, eccetera. Un ente virtuoso che ha appunto lo scopo di una valorizzazione, come lei diceva, di questo patrimonio che comprende 4.238 ville, che sono 4.238, pensi cioè che i castelli... rendiamoci conto del numero, perché uno Sì. pensa a qualche centinaio, 4.200. No, 4.238 tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, ma il Friuli Venezia Giulia è un partner secondario in quanto hanno 400 ville così, più o meno. Cioè, però, insomma, il patrimonio veneto, il patrimonio della civiltà delle ville venete, della Serenissima, ed oltre, ha invaso, se così si può dire, ha stretto attorno a sé, ha coagulato due regioni limitrofe. Come lei diceva poc'anzi, sono ville diverse, dalle Palladiane a quelle di Riviera del Brenta. Basta che noi pensiamo che ce ne sono 19 lungo la Riviera del Brenta, e quanta incuria c'è stata negli anni scorsi. Ecco perché... Infatti qua vediamo delle immagini, alcune straordinarie, altre sì, invece un po' più decadenti, ma anche perché hanno un costo rilevante. Così poi, ecco, parleremo anche sul fatto della necessità di una ristrutturazione di alcune ville che hanno bisogno di interventi anche importanti, tra l'altro. Sì, importanti. Sappiamo che c'è anche l'associazione Ville Venete, che è formata dai privati e che ha un suo rappresentante, l'architetto Grella, all'interno del CDA, all'interno dell'istituto, e che può usufruire di investimenti tramite, diciamo, la copertura del nostro istituto, cioè la garanzia, quindi a fondo perduto, senza interessi. Certo che garante diventa l'istituto, e questo sta a significare quanto la Regione Veneto abbia a cuore questa promozione e soprattutto la conservazione, ma anche la valorizzazione di un patrimonio immenso. Lei diceva appunto molte ville, l'80% sono private, 20% pubblico, o sono ville dove esistono i municipi, cioè il municipio è ospite di una villa, oppure sono ville che appartengono alle province. Non so, quando non ci saranno più le province penso che passeranno alle regioni. Ville della regione, cioè di istituti pubblici
di enti pubblici che hanno una visione, come si può dire, solare, ecco, della villa, perché lei parlava appunto della fruibilità, cioè l'accessibilità è molto importante, perché e anche si sta facendo un bel lavoro per quanto riguarda l'aspetto multimediale anche per i sordi, cioè per coloro che hanno handicap non soltanto motori ma anche uditivi, che è molto importante, altrimenti non possono comprendere, va bene, come è fatta una villa, quali sono le sue caratteristiche, gli affreschi che ci sono, se ci sono affreschi del Tiepolo o se è una villa palladiana, la data, eccetera, eccetera, e soprattutto l'utilizzazione che ne viene fatta. La nostra sede è a Mira, Villa Veniana Alberizi, una villa veneta, che è stata ristrutturata, che ha 2 meravigliose barchesse, una diciamo ha tutta una serie di affreschi su amore e psiche, insomma sull'amore, ecco, perché non dimentichiamo che le ville venete nascono dopo la pace di Cambrai, dopo che Venezia perde influenza nell'Oriente, perché con la scoperta dell'America i traffici mercantili vengono spostati dall'Oriente ai nuovi paesi, ai nuovi territori. E quindi Venezia perde questa importanza strategica commerciale e stretta com'è insomma in questa morsa, cosa preferisce? Preferisce dedicarsi al territorio, alla terraferma, che non era inesistente, cioè come presenza di edifici, però c'erano i castelli. Castelli confeudatari che avevano una mentalità completamente diversa da quella della Serenissima, e quindi c'è una recessione, ecco, da parte di queste zone feudali per dare spazio a questa magnificenza dell'amministrazione veneziana, che fa in modo che le vengano risanate, bonificate queste zone. C'è il vice Cornaro che addirittura è magistrato delle acque, per fare in modo che queste ville diventano la sede di ozium negozium. C'è anche, se noi pensiamo alle ville palladiane, una reminiscenza della villa romana, no, ma la fruibilità e soprattutto la specificità delle ville venete, che sono sì un luogo di cultura, un luogo diciamo di incontri, di feste, eccetera, eccetera, ma soprattutto un luogo di lavoro. Infatti le barchesse sono destinate, sono delle zone diciamo vicinissime a quella che è la parte padronale, dominante del dominus, insomma la parte centrale, dove ci sono i lavoratori, dove vengono ammassate le mercanzie, gli attrezzi, ma anche il grano, il famoso grano turco, cioè di cui poi Venezia attraverso la terraferma diventerà produttrice. Ecco, valorizzare, quindi recuperare non solo come diciamo musei, perché considerare una villa un museo significa decretare la morte. Esatto, sì. decretarne la morte sì. E le persone poco volentieri entrano in strutture del genere. Invece continuare a valorizzarle, e ne avevamo parlato anche con la Presidente Fontanella, rendere i luoghi dove i giovani possano comprendere che lì si è svolto un lavoro e che possono essere ancora laboratori attivi. Sì, io questo fa parte di un progetto. Ho avuto la delega, così essendo stata un insegnante e avendo svolto anche un ruolo di sottosegretario alla pubblica istruzione, ho avuto questo ruolo della delega, diciamo, alle politiche giovanili, alle politiche scolastiche, e quest'anno, ma anche l'anno scorso, cioè da quando siamo insediati, abbiamo fatto dei concorsi aperti alle scuole e promossi e sponsorizzati dalla Regione Veneto, in modo particolare dall'assessore del turismo Marino Finozzi, che ha messo dei soldi a disposizione di queste scolaresche, di questi gruppi, che poi diciamo hanno fatto un concorso e hanno usato il luogo delle ville venete a scelta. Alcune visite sono state guidate dagli insegnanti, altri dei proprietari delle ville venete, che aprono le loro porte e sono veramente promotori efficienti di quella che è una bellezza, e soprattutto vogliono fare in modo che le giovani generazioni siano a conoscenza delle loro radici. Perché vede, la storia di Venezia, la storia della terraferma, la storia delle nostre radici culturali, insomma, della nostra lingua anche, no? Sì, ecco, la storia anche di Goldoni, diciamo, no? Quando parla delle smanie della villeggiatura,
la storia del Palladio, la storia di altri architetti, anche il Tiepolo, no, è presente in Ville Venete. Cioè tutta questa parte culturale che rappresenta le nostre radici è viene espulsa dai manuali scolastici. Cioè la storia locale che viene fatta così a livello, come si può dire, così di immediatezza, ecco, non è fatto con una finalità strategica. E quindi si dice nelle scuole, ma fammi la storia della tua famiglia, cioè cosa fanno i tuoi genitori, parlami del tuo paese. Sì, ma senza pensare che per esempio ci sono dei paesi dell'Alta Padovana che hanno addirittura 6 o 7 ville venete. Cioè, ecco che allora c'è stato questo coinvolgimento forte, grazie anche al MIUR, e quindi ringraziamo anche all'Università di Venezia, all'Istituto regionale scolastico, che ha fatto, diciamo, carico anche di questo compito per fare in modo che ci sia una sensibilizzazione sugli insegnanti, sulle scuole e dei ragazzi. I giovani hanno risposto. Ecco, i giovani non occorre, come lei diceva giustamente, che siano attratti dall'aspetto artistico o dall'aspetto solo culturale. Tutti hanno la sensibilità. Perché noi abbiamo visto che per esempio i primi premi sono stati presi quest'anno da istituti tecnici. Io adesso nomino uno di Padova, l'Istituto Severi, no? Che ha preso uno dei primi premi, che consisteva in un assegno di 1.000 euro. Perché? Perché questo sta a significare che la conoscenza dei propri luoghi è innata in ognuno di noi. Quindi non c'è una differenza culturale, una differenza scolastica. Questo è importante, perché abbiamo, diciamo, ammesso sia i bambini della scuola dell'infanzia, cioè dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, con una grande partecipazione degli insegnanti e delle scolaresche. Perché? Perché si tratta di esperienze nuove e soprattutto perché, vede, non è stato necessario, non si è voluto ricorrere al classico racconto scritto, cioè il tema, no? Che diventa un mezzo di comunicazione molto difficile, invece il mezzo multimediale è molto usato dai ragazzi e anche c'è un aspetto di creatività. Quindi e non dimentichiamo che sì, benissimo, non dimentichiamo che queste nuove conoscenze da parte dei giovani aprono anche nuove opportunità di lavoro, cioè la riscoperta di antichi mestieri, di antichi lavori. Cioè spesso e volentieri noi parliamo di scuola, di apprendistato, di scuola e lavoro, sì. Ecco, ma la parte, diciamo, che riguarda l'architettura, che riguarda il mosaico, che riguarda l'affresco, sono parti che vengono, come si può dire, solo conosciute da coloro che hanno già deciso di intraprendere quel tipo di scuola, ma non viene, come si può dire, messo a disposizione, non viene fruito da tutti quanti. Quindi anche questo aspetto è un aspetto anche molto importante per l'orientamento scolastico. Infatti, ma allora come, per chi ci ascolta, scoprire questi tesori? Soprattutto perché tanti si chiedono dove si trovano, come si fa a conoscerli, qualche informazione in più, perché poi voi parleremo anche dei tanti eventi che si sono svolti, sì, che sono stati realizzati. Prima vedevamo anche delle immagini. Sito, no? Esatto, facciamo vedere adesso appunto il sito vedere, cara conduttrice, perché è stato anche rinnovato tra l'altro. Quindi il sito è un veicolo. Poi, di informazioni. Esatto. Sì. E eccolo qua vediamo appunto Istituto Regionale Ville Venete, dove si possono vedere, ci sono anche i link da vedere, la sede, le notizie e poi tantissimi eventi, perché tra l'altro anche questo è molto molto importante, ci sono degli eventi che si svolgono all'interno. Questa è la nostra sede, che si sta ripristinando, ristrutturando completamente. Beh, per esempio, un punto importante è stata Villa Contarini, proprio per come inizio. La nostra? Esatto. O parla dell'evento? No, l'evento, Villa Contarini. La Villa Contarini di Piazzola è una villa pubblica come la nostra e lì c'è stato un evento, lei era presente, se non vado errata, no? Lei era presente, che era di quelle giornate era presentissima e questo evento ha avuto come punto focale, che ha servito da catalizzatore, insomma, la presenza di Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi quindi portare i personaggi famosi all'interno di una villa e fare una manifestazione, anche c'è stato un balletto per esempio. Ma guardi che sì, il balletto era Orfeo di Ridice, no? Un balletto fatto all'aperto, molto bello, su quel prato, c'era anche un sole meraviglioso che inondava questi giovani che ballavano stupendamente. Ma
attirare un esperto, perché Sgarbi noi lo dobbiamo vedere come un esperto d'arte, e lì in quel contesto abbiamo potuto, come si può dire, accreditarci e avvalorare quello che già era stato fatto dall'istituto, cioè il rapporto tra le Ville Venete e l'Europa. Cioè, Sgarbi ci ha dato un flash molto importante, cioè che in fin dei conti le ville venete sono state poi copiate, se così si può dire, imitate, no, anche in Europa, non soltanto le ville ma anche i parchi, i giardini. E questo è molto importante, basta che noi pensiamo alla Casa Bianca, no? Ecco, questo è l'esempio lampante. E quindi vede, noi abbiamo bisogno che le ville venete diventino un polo attrattivo, non soltanto turistico, perché ci sono anche gruppi e associazioni che aprono al fatto che le ville ospitano eventi, matrimoni, sì, gruppi di persone che si trovano, c'è tutta la convenistica, anche l'opera, l'operetta, il teatro, a seconda poi della capacità, diciamo, della villa di accogliere con un numero di visitatori, un numero di presenze, ma soprattutto del rapporto che deve intercorrere tra il nostro Veneto e l'Europa. Allora è stato fatto un progetto e penso che lei possa anche trovarlo, che possiate trovarlo, e questo progetto a cui ho portato qualcosa, perché non si può andare sempre a memoria, si chiama Cultema. Si chiama? Cultema. Cultema è un progetto molto importante che riguarda il nostro paese, il Veneto, che è una regione capofila, e poi altri paesi, diciamo, dell'Europa. Ma quale Europa? Paesi che vengono considerati minoritari, ecco, rispetto, diciamo, alla mentalità che vige, paesi che sono dell'est europeo in maniera particolare, per fare in modo che questo partenariato tra Europa, Veneto ed altri paesi di un'Europa, diciamo, dimenticata, ecco, lo dico così, un'Europa secondaria, ma che invece ha dei tesori molto molto importanti. E allora quello che vogliamo è fare in modo che ci siano anche degli investitori stranieri. Cioè ci sono, ecco, investitori stranieri. Lei sa benissimo che investire in Italia è diventato un dramma, perché c'è una burocrazia pazzesca che impedisce, cioè fa in modo, disincentiva anche la volontà da parte di investitori stranieri di fare in modo che una villa che è, diciamo, in condizioni quello che è, e che non è valorizzata, possa diventare una risorsa non solo culturale ma anche economica, perché poi c'è tutto un indotto che viene. E poi molto importante fare in modo che il turismo venga confortato anche dalle presenze di nuovi investitori. E quindi il compito della Regione Veneta, che è capofila, insomma, in questo approccio moderno e nuovo, per avere che cosa? I fondi europei. Si dice sempre, no, che i fondi europei vengono inutilizzati, che non siamo capaci. Sì, talvolta non vengono utilizzati appieno perché c'è una burocrazia farraginosa, perché la burocrazia nel nostro paese è una casta, si parla tanto di casta politica. Io penso che la burocrazia sia una casta molto più importante, perché i politici passano ma i burocrati purtroppo rimangono, e quindi c'è il compito di sburocratizzare, e di questo si fa, diciamo, conto, diventa partecipe, diventa promotore la stessa Regione Veneto, perché ci vuole un interlocutore forte per fare in modo che ci siano delle aperture verso anche l'Europa e che ci siano investitori con i fondi europei, investitori stranieri che possono farlo. Allora, detto questo, altrimenti abbiamo, quando lei diceva un patrimonio inutilizzato, e mettere i 27, 37, quanti sono, Castelli della Loira, sono conosciuti in tutto il mondo, è perché c'è sempre stata una politica, come si può dire, passiva, ecco, nei confronti delle ville venete, ma noi abbiamo intanto il presidente Zaia che si è preso a cura, diciamo, il rilancio delle ville venete. Sì. Poi anche il vicepresidente Marino Zorzato e anche, non dimentichiamo, l'assessore al turismo Marino Finozzi. Detto questo, andiamo subito in pubblicità, che siamo un po' in ritardo coi tempi, e poi ci ritroviamo ancora insieme.